C'è troppa corruzione nelle regioni, è necessario sospendere le autonomie. Difficile immaginare un'uscita che su questo tema potesse aumentare la tensione nel governo più di quella postata su Facebook dal deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo. Nato a Prato ma residente a Torre del Greco, Gallo è anche presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Le inchieste che hanno riguardato diverse regioni italiane, ha scritto, rappresentano un monito grande come un grattacielo a chi vuole consegnare più autonomie alle regioni, più soldi e più poteri verso chi, lo dicono tutte le inchieste, è più vulnerabile alle pressioni di affaristi, di mafie e di criminalità. In un momento cruciale nell'iter di approvazione dell'autonomia del Veneto, il posto di Gallo è rimbalzato da Roma a Venezia, scatenando le reazioni dei consiglieri regionali. Durissimo il capogruppo della Lega, Nicola Finco. A mio parere che il Movimento 5 Stelle rappresenta un vero e proprio movimento di parassiti, di persone che vogliono mantenere il potere a livello centrale, vogliono mantenere determinati sistemi, tipo quello di Roma Capitale, che fa acqua da tutte le parti, e vogliono bloccare chi invece ha in mente lo sviluppo del territorio e la crescita, come noi qui in Veneto, ma anche in altre regioni del nord Italia. Non si scompone il pentastellato Jacopo Berti. Gallo parla a titolo personale. Esprime una sua opinione personale che personalmente non condivido assolutamente, per il semplice motivo che quando milioni di veneti si esprimono, la democrazia diretta è uno dei nostri pilastri, chiede che venga fatto quello che i cittadini hanno chiesto. La vera questione, aggiunge Berti, non è la questione autonomia, ma quella che una volta si chiamava questione morale. Se vogliamo dire che lo strumento dell'autonomia rende tutti onesti, vuol dire che allora in Sicilia sono i più onesti del mondo, visto che hanno l'autonomia più spinta. Il tema invece è un tema di rispetto delle regole e di legalità, fortissimo bisogno ne abbiamo anche qui in Veneto dopo i casi del Mose e del crack delle banche venete. Chi osserva da fuori il dibattito tra Lega e 5 Stelle, come il Partito Democratico, non ha dubbi riguardo a questo dibattito. Il Trentino ha l'autonomia da 40 anni e non c'è nessun legame con la corruzione. Ci sono regioni del sud che non ce l'hanno, l'autonomia, e c'è la corruzione. Non c'è nessun legame tra autonomia regionale e corruzione. Ci sono tante chiacchiere per non andare a un confronto vero su quella che è l'architettura dello Stato e su quelle che possono essere le competenze che vengono gestite dalle singole regioni.